Pensiero del giorno, domenica 11 gennaio. Solidali con tutti. La carità e la legge nella sua pienezza. Lettera ai Romani, capitolo 13, versetto 10. In cosa consiste questa pienezza e perfezione? Lo si deduce dai versetti precedenti, in cui l'Apostolo ci descrive le diverse espressioni ed effetti di questo amore. Innanzitutto, il vero amore per il prossimo non fa alcun male. Oltre a non fare alcun male, questo amore ci spinge a compiere tutto il bene di cui il prossimo ha bisogno. Questa parola ci spinge verso un amore solidale e sensibile ai bisognosi, alle aspettative e ai diritti legittimi dei nostri fratelli, verso un amore rispettoso della dignità umana e cristiana, verso un amore puro, comprensivo, capace di condividere, aperto a tutti, come ci ha insegnato Gesù. Quest'amore non è possibile senza essere disposti a uscire dal nostro individualismo e dalla nostra autosufficienza. La prima condizione per agire l'amore cristiano è quella di non andare mai contro i comandamenti di Dio. Ognuno di essi vuole condurci ad un amore sempre più vigile, più delicato e rispettoso, più concreto verso i nostri fratelli. Chiara Lubich, brani dal commento alla parola di vita del settembre 1993. Parola di vita. Gennaio 2026. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Lettera ai cristiani di Efeso, capitolo 4, versetto 4.